Quando al fu destinato di imbarcarsi per l'Italia e consegnare in Pauli e un troppo di prigionieri a un centurion de compagnia Auguste, di nome Giulio, o montare in una nave di Adramit che stava per partire per i porti dall'Asia e scominciare il viaggio. Con noi all'era Aristarco, un macedonese di Tessalonica. Dall'indomani arrivare a Sidon. Giulio si mostrò man con Pauli, lasciando là chiattare i suoi amici e che loro avviodessero di lui. Partiti di lì, si tenirono a recesso di Cipro per via da Iaiars che erano contraris. Passato il mar de Cilicie e de Panfilie, arrivarono in tal giro di 15 giorni a Mire, in Licia. Lì il centurion sentiva in una nave alessandrina che stava partendo per l'Italia e nos faceva montare su. Per un po' di dies, la nave lava in davanti tan plan che mai e o facerin vittis per arrivare denante di Cunido. L'aiar non nos lasciasse stare e allora o l'erin in denante a recesso di Crete, des bandis di Salmon. Dopo di aver girato sotto a sun di Vitis, arrivarono in un luogo che diceva Bogn Puarz, giusto d'ogni de città di Lasee. All'era passato un'ora di tempo e si leva in denan già ormai col pericolo, perché che era già passata per fin la giornata del grande digiun. Pauli gli visava di Gignur. Compagni, ovviot che il viaggio è pieno di rischi e di damp, non come per robe e per nave, ma anche per le nostre persone. Ma il centurion stava fidato sul capitano de nave, più che no sulle speraulis di Pauli. Senza contare poi che il port non gli era dato per passare l'inverno. La plurità ha fuori in dunque dalla vis di là in denant e di arrivare, se gli era possibile, a Fenis, un port di Crete proteggiuto dal Garbin per passare l'inverno a venti. Appena che attacca svintà un fil di scirocco, accroderin di poter arrivare in port con loro plan, a tirare in sull'ancora e attaccare alla indenanti ninsi sotman di Crete. Ma in un mare lamp si dischia denade isole un'aia di burlacci clamat Euraquilon. La nave è fu strascinata via e non arrivata in testa al burlaccio e fu lasciata al suo destino. Bielco passava in da proof di una isola chiamata Caudas, arrivarono per un pelo per la nave. Dopo di vele indrecciate, odroparono gli argani per fissare la nave con gli sguardis. Di pore di la finile tesirte, o l'erano in denant con l'ancora pendolon, a fortuna, a si leva in denanta sorte. Tal'indomani, per via che erano battuti senza remissione de tempeste, si metterono a sliserì la nave. E la terza dì, con gli loro mans, i marinars a buttarono in mar la tressatura de nave. A ierin dice che non l'ugivin ni sorelle ni stelis, e il burlaccio non sostava gran. Si aveva perduta già ormai ogni speranza di scapolare. Neanche non si visavi si diveva mangiato l'ultime volte. Allora Pauli, in pista al miec di che altrisch, urdigè, «Compagns, ovevis discoltami e non lascia Crete, a si va respodut sparagnacche pericule che di giordin, ma già ormai c'è calè, alè. Us invidia fassi il cur fuart, perché che nessun di voi altri non perderà la vita, si perderà dome la nave. Vi è pegnot di fatta, mi è comparuto un agnolo di Dio, cosoi so di lui e so fa mei, e mi ha detto, non stave paura Pauli, tu has di presentati denanda all'imperador, viot che Dio ti fa la grazia de vite di tutti che son con te sulla nave. Facessi forza dunque amici, o hai fede in Dio che succederà da ur che mi è stato detto, però o squegnarin là a finire su una isola. Rivazza alla 14ª notte, che si leva in denante in daur pall'Adriatic, tormi e genot, i marinars a sentirin che si sdondiava la terra, a buttare in giù scandai e a chiattarin che il fond all'era a 20 brazzi,
Dopo un tratto di tempo, a buttare un'altra volta il scandai e i bracci erano 15. Con la paura di la finire sui scois, a molare in giù per daur 4 ancuris, novio dint l'ore che al cricas di. Stan però che i marinari s'accirivano di fui de nav e che stavano già molanti ut al mar la barchie, con la scusa di buttare gli ancuris per denan de nav, Pauli il dice al centurione e ai soldati: se che chi hanno restin sulla nav, non si salvareis neanche voaltris. Allora i soldati accionciarono gli sguardi de barche e le lasciarono colate al mar. Spietan che al vignis di, Pauli sburtava tutti a paraiune bocchiade. A son 14 dies, dice il che a forza di spietao 6 di giugno senza chioli nuie. Perché lo spray di chioli alc per bocchie, perché che si tratta di vostre salvezze, nessun di voi altri non perderà un sol chiavelli dal suo chiaf. Dopo aver detto così, al chiolè un tocco di pan, al ringraziare Dio denandi di tutti e al taccà a mangiare. Allora, che pan spirt, anche che gli altri a mangiare in tutti alc. Sulla nave, oierin in 276 di nou. Sguarba della fan, a si metterin a sliserì la nave, buttando il forment dal mar. Quando al vignedì, i marinars non sapevano in che terra coierin. Si vedeva dome un comedon color a mar e accirivin di rivà strissinà la nave fin lì. A dispearin gli ancuris, e li lasciarin là sottaghe, e tal medesim tempo a smolarin anche gli speandis dai timons. Displeada al vint la vele grande, a si lasciarin sburtà su loro. All'erin a truscià però sunt une grumbule, jenfri dos curinz, e la nave resta lì. La part denant imbloccade non si muoveva, e la part daur, col sburt des ondis, eleva in sfascio. Allora i soldati, a pensare di copare i prigionieri, per no che qualchidun le trovasse nadant, ma il centurion, che voleva salvare Pauli, non gli lasciava in vore il loro progetto. Al de ordine a di che erano buoni di nadare, di buttarsi in naghe per prins e di arrivare a terra. Che gli altri sarebbero arrivati, c'è un breons, c'è un rotams de nav. E così arrivarono a terra tutti, sans e salvs.